il progetto Destination Inside Sardinia il GAL apre verso nuovi orizzonti e anche verso nuovi temi. Il GAL in questi primi anni di vita si è occupato prevalentemente di agroalimentare, di cultura e di artigianato e adesso avvia un percorso verso il turismo, grazie anche all'intercettazione di altre linee di finanziamento, quindi non più linee di finanziamento PSR tradizionali del GAL, ma in questo caso abbiamo intercettato un finanziamento di Sardinia Ricerche, quindi su altre linee, nuove linee, perché comunque il GAL come organismo riconosciuto ha il dovere e il ruolo di guardarsi intorno e di aprire anche insomma, verso nuovi orizzonti, verso nuove linee di finanziamento. Tra l'altro il turismo rientra tra le azioni principali della nuova programmazione futura e quindi insomma l'augurio è che questo progetto attuale sia anche di indirizzo e di stimolo per insomma, un proseguo per gli anni futuri verso una crescita anche turistica del settore e del territorio. I prossimi eventi? I prossimi eventi a brevissimo andremo a continuare su questa direzione approfondendo i temi turistici, parleremo sicuramente di governance che è l'aspetto principale. Questo progetto mira a creare un'organizzazione di gestione del sistema turistico, quindi cercare di dare un minimo di regole e di coordinamento, quindi sarà importante il prossimo evento che baserà su fondi che cercherà di dare un po' di linee guida e di confrontarci sulle esperienze di altri territori e creare un sistema organizzato appunto per creare una destinazione turistica reale che abbia anche una supervisione delle prospettive future. L'incontro di oggi è un incontro per addetti ai lavori, per operatori, realizzato da un interlocutore professionale di altissimo livello, perché con Franco Grasso abbiamo raggiunto il top in Italia sul tema del revenue management. Gli operatori presenti sono assolutamente interessati, stiamo assistendo a 2 giorni di altissima formazione, 2 giorni di contenuti di altissimo livello, quindi veramente un percorso di crescita formativa e professionale di un livello molto alto. Quindi un ennesimo risultato raggiunto, perché tra le tante attività previste dal progetto anche l'aspetto formativo e comunque la crescita dei nostri operatori è sicuramente uno degli obiettivi che più ambiti, quindi direi 2 giorni ottimi, di altissimo livello e soddisfacenti, insomma, obiettivo raggiunto da parte del progetto.